per la Royal Team Lamezia invece Gabriele Oselame, Sara Correia, Maria Prestes, Katia Folino, Nelisa Foti, Dani Alves, Antonella Liotta, Maria Zagar, Giovanna Domaral, Miriam Sorrentino, Federica De Sarro, Silvia Luzzi. Vediamo adesso chi batterà il calcio d'inizio tra Royal Lamezia e Femminile Molfetta, squadra quest'ultima che viene dalla sconfitta con la kick-off per 0-2, mentre la Royal Lamezia domenica scorsa ha giocato a Cagliari perdendo per 3-0, quindi rimane ancora a 0 punti la formazione lametina, mentre il Molfetta quota 6 in questo campionato. I quintetti per gli ospiti abbiamo in porta Leila Torma, poi abbiamo Enrico, Coquito, Caballero e Matranga, mentre per il Lamezia Oselame, Correia, Foti, Duda, Prestes e Federica De Sarro. Aspettiamo solamente il calcio d'inizio per questa sfida al Palace Party di Lamezia Terme. È pronta già sul pallone Ilenia Caballero. Aspettiamo dunque il fischio dell'arbitro. Dovrebbe essere tutto pronto per l'inizio di questa sfida. Che comincia in questo momento. Inizia Lamezia Molfetta con la squadra ospite in possesso di palla, con Enrico, Coquito. Adesso Caballero non arriva su questo pallone, c'è già una rimessa laterale per il Lamezia. Se ne occupa Annalisa Foti. Dall'altro lato del campo per De Sarro, al centro per Prestes. Di nuovo Foti, l'inserimento di De Sarro. De Sarro sul pallone, l'uscita di Torma, poi con i piedi a cercare Matranga. Dall'altra parte Enrico, Coquito prova a portare sulla squadra. Di nuovo Enrico che punta De Sarro, la salta molto bene, non commette fallo De Sarro, ma c'è il tiro di Enrico con la punta che sfiora il palo alla sinistra di Gabriele Oselame, che controlla, lascia scorrere questa palla sul fondo e adesso è pronta al rinvio, chiama l'uscita, va subito verso De Sarro che mette le mani sulla schiena di Enrico e la palla finisce poi tra le mani di Torma che riparte, fa ripartire il Molfetta. Coquito sulla sinistra, si gioca nello stretto con la pressione della Lamezia. Caballero dentro, De Sarro interviene molto bene, Correia, Prestes è pressato, mette la palla fuori sulla pressione di Teresa Matranga che va ad occuparsi di questa rimessa laterale, palla dentro proprio di Matranga. Adesso Caballero lascia Matranga, palla ancora dentro, ma la rimessa laterale è stata battuta in maniera non corretta, dunque il possesso adesso è della squadra che oggi è in tenuta verde, ovvero la TT Royal Lamezia, con Correia. Si appoggia ai piedi sicuri di Oselame, Foti, Correia, può cercare sulla banda Duda Prestes. E di nuovo la rimessa laterale battuta verso la numero 7 Prestes, si appoggia a De Sarro, poi chiusa da Enrico e Coquito, e ancora rimessa laterale. Si posiziona correttamente la squadra lametina, palla per Foti, si appoggia a Prestes che può provare il tiro, c'è una deviazione, poi Torma facile con la parata, la palla è per Coquito, Foti di testa intercetta questo lancio e Coquito va a prendersi questa rimessa laterale, la palla per Enrico addosso a Foti che tra l'altro è una delle due ex insieme a Gabriela Oselame di questa
di questa sfida. Ancora Coquito col sinistro, muro di De Sarro. Stanno cercando delle conclusioni dal limite dell'area. Ancora Coquito di nuovo, è costretto questa volta a intervenire Selame, poi prova a ripartire la Lamezia. Duda affrontata da Coquito che è molto veloce, infatti recupera e prende questo pallone in maniera regolare, poi salta a due avversari, è costretta ad appoggiarsi all'indietro per Enrico, allarga dall'altra parte per Caballero, si accentra Caballero, il destro addosso a Prestes, poi Foti in sicurezza, rimessa laterale Molfetta. Enrico, Coquito, ancora Matranga per Enrico, Caballero all'esterno per Enrico, Foti non si lascia saltare, intercetta il tentativo di andare a rete della numero 17, classe 2002, capitano del Molfetta. C'è un problema con la sfera, bisogna sostituire prontamente, ecco che arriva il pallone di riserva. Enrico posiziona la palla sulla linea per battere questa rimessa laterale, palla per Caballero, ancora Murata e Foti può ripartire. Prestes anticipata da Enrico che mette in fallo laterale in zona offensiva per il Lamezia, che deve rispondere ai continui attacchi del Molfetta. Ancora nessun cambio tra i quintetti titolari. Oselame sempre molto pericolosa con i piedi, sbaglia qui Foti, un po' di leggerezza sull'aggancio. Enrico, dall'altra parte Matranga, ancora Enrico, la palla poi si muove, anzi rimane lì. Enrico di nuovo all'indietro, sale anche Torma, sale molto Torma, c'è addirittura il power play qui del Molfetta. Torma un po' indecisa, poi trova Coquito, è un gioco di pazienza questo. Ancora Enrico che liscia questo stop, non ne approfitta Annalisa Foti, che sicuramente vorrà dire la sua in questa partita, visto il suo passato l'anno scorso a Molfetta. Attenzione al tiro, qui Murato, De Sarro, Foti, splendido il tacco di De Sarro, poi Foti prova un numero anche lei, è costretta ad intervenire, a raddoppiare Enrico insieme a Matranga per scongiurare ogni pericolo su questa ripartenza di Annalisa Foti. Duda Prestes, palla per Correia, Oselame, attenzione Foti al centro, poi De Sarro alla conclusione. La prima della partita un pochino alta rispetto alla porta difesa da Lilla Torma, e riparte dunque la formazione pugliese con Enrico ad impostare Coquito, e con Enrico si passa sempre dai suoi piedi, lungolinea per Coquito, l'intervento sul pallone di Duda, la palla che però rimane lì, alza questo campanile Annalisa Foti e di nuovo come una calamita Enrico aggancia questo pallone. Attenzione Caballero, prova a puntarne due, poi prova la conclusione, chiude troppo ed è larga, rimessa laterale. Prestes, aggancio non felice, in difficoltà, poi si gira molto bene su Caballero, prova ad andare un 3 contro 3, Prestes cancellando, forse ha perso un tempo di gioco qui nel darla a De Sarro. Foti ancora addosso alla numero 12 appena entrata, Cristina Gurrieri, entra dal posto di Caballero. Prestes, Foti ci prova, tanto di poco,
c'è la deviazione. Duda Prestes, il campanile a cercare De Sarro, l'aggancio, poi è costretto al tiro per evitare un contropiede ed è ancora rimessa laterale e possesso Lamezia, sempre in zona offensiva. Il ritmo ancora molto lento di questa partita, però ci sta in questi primi 5 minuti a studiare cosa fa l'avversario. E vediamo subito il contropiede di Coquito, che perde questo pallone, intervento di Correa, anticipata da una maestosa Matranga, in scivolata, salva sicuramente un'occasione limpida per la TNT Royal Lamezia, con Correa che davanti alla porta difficilmente sbaglia, anche se quest'anno è arrivata da poco, ancora non abbiamo visto le sue potenzialità, la sua esperienza, ma sicuramente è pronto a dare una mano proprio con le sue caratteristiche alla squadra lametina, con Oselame che cercando di farlo ha sfilato quasi la porta. Attenzione Coquito dall'altra parte, prova il numero Prestes, sale la pressione del Molfetta adesso. Correa, ancora Prestes, c'è un po' di palleggio della Lamezia. Foti, ancora Correa, per Prestes, ha capito tutto. Minatorno che quasi colpisce le sue compagne in panchina, ma ha evitato questo pericolo, ha letto molto bene questa azione della Lamezia. De Sarro ci prova, la palla rimane tra i piedi di Matranga che poi scarica per Coquito, ancora Matranga, palla dentro, interviene Prestes, può ripartire Correa, dall'altra parte Duda. De Sarro allarga per Foti, la pisata per Correa, poi va nello spazio Foti, preferisce giocarla su Prestes. Correa, De Sarro quasi la perde, è molto bravo ad agganciare. Correa, Prestes, possesso prolungato della Lamezia che però non trova lo spazio giusto per l'inserimento, ne approfitta in questo caso Enrico, ma la rimessa è ancora biancoverde. Correa, vediamo pronte anche Zaler e Nani Alves, è salita Oselame per questa rimessa laterale e rimane su, palla per De Sarro, arretra Oselame, De Sarro è pressata molto bene dal capitano Marfil Enrico, c'è il controfallo qui in ingenuità di Coquito, quindi ancora possibilità per il Lamezia. Foti va ad occuparsi di questa rimessa. De Sarro, Correa, Prestes, De Sarro dentro per Foti, aggancio col petto, poi la giocata, c'è il fallo con la mano sul petto di Enrico e un calcio di punizione molto interessante perché in una zona vicina al tiro libero, ideale per provare sicuramente anche la conclusione a rete, perché no? De Sarro è già pronta lì sul pallone. Parla con Oselame, la numero 26, Federica De Sarro. È pronta con la rincorsa. Va De Sarro. De Sarro, la parata di Torma, poi la palla di Ronelli. Interviene la numero 12 Gurrieri, palla per Foti, difficilissima questa conclusione, prova a coordinarsi la calabrese, la palla è finita abbondantemente alta sopra la traversa. Coquito non aggancia questo pallone, palla che finisce sul fondo. Oselame riparte da De Sarro che viene a prendersi questa palla, intercettata il passaggio e adesso Coquito
Va a cercare Matranga che prova il numero su Foti, ma la palla finisce in fallo laterale. Oselame, Correia, palla al centro per De Sarro, attaccata, palla dentro, è entrata Dani Alves subito, è venuto a prendersi questo spazio tra le linee, chiama lo schema, in uscita sul fallo laterale Dani Alves, palla per Correia, non corretta però questo passaggio. De Sarro, attenzione con il controllo De Sarro, ad Enrico che fino a questo momento è stato il muro del Molfetta. C'è da recuperare un pallone, c'è anche un cambio, esce Coquito e rientra Ilenia Caballero. Palla per Oselame che ci prova, attenzione, la porta è scoperta, ancora Oselame, non deve perdere questa palla, la butta fuori e fa una giocata d'esperienza qui. Enrico, Gurrieri per Enrico ancora, palla per Matranga, poi Caballero, Matranga, Enrico punta De Sarro rimane ferma, non si fa saltare, palla per Matranga, poi il tiro e poi Foti e rimessa laterale. 11:33 al termine della prima metà di gara, 0-0 tra Chieti Royal Lamezia e Femminile Molfetta, con un solo fallo fino a questo momento, quindi partita molto tranquilla, un fallo della formazione ospite. Il tiro dalla distanza e poi ancora la palla messa fuori. Attenzione, c'è qualche problema forse per De Sarro, preso una pallonata. Vediamo, spero che sia tutto ok, credo proprio che possa continuare a giocare. Enrico sul pallone, vicino a lei Matranga, eccola lì, Matranga addosso a Foti, calcio d'angolo, cronometro che scorre di poco, si rimane in zona offensiva per il Molfetta. Ancora il capitano Enrico, palla fuori, Matranga col sinistro, Oselame, Alves, Foti, De Sarro, la diagonale di Alves, poi scarica De Sarro, Correia dentro, Foti, anticipata da Matranga, entra il capitano della Lamezia Liotta al posto di Correia. Alves, anticipato da Enrico, molto furbo qui, attenzione Enrico, adesso viene raddoppiato, e forse c'è anche il provvedimento, esatto, cartellino giallo per Annalisa Foti. Era un'azione abbastanza pericolosa questa di Enrico, anche se si era allargata, c'è stato il raddoppio, forse poteva un attimino evitare questa scorrettezza Foti, ma ha preferito andare sul sicuro, fermando in questa maniera Marfil Enrico. E anche questo è un buon calcio di punizione, un buon posizionamento per la numero 8 Teresa Matranga, può provarci. Matranga è pronta col sinistro, in barriera c'è De Sarro e la palla che viene deviata credo da Gabby Oselame e c'è l'angolo. Palla per
Enrico, Matranga, non si capisce con la neoentrata Simona Ginosa, non si intende proprio con la compagna e dunque riparte la mezza. Oselame, De Sarro regala il possesso al Molfetta, non riuscendo ad agganciare questo passaggio molto teso di Gabriele Oselame. Enrico, Ginosa, Torma, sale lei, eccola ancora Ginosa, prova il destro, Oselame, Dani Alves, movimento al centro del campo, poi Aliotta, De Sarro, Dani Alves per inseguire questo pallone, esce Torma, rimessa la mezza. Alves, Aliotta, ci prova lei, anche questa conclusione non era ben posizionata con il corpo, la palla che finisce altissima, riparte Enrico, Caballero, il blocco di Enrico su Dani Alves, la palla dall'altro lato per Coquito a cercare il suo capitano. Poi il movimento di Coquito che riceve di nuovo la palla, affrontata da Liotta, la salta dentro Enrico, occasionissima la Molfetta, ha sfiorato il gol di pochissimo, grandissima azione di Coquito che si è girata su Liotta, ha messo dentro questo pallone fortissimo, Enrico non è riuscita a trovare la deviazione vincente. Time out per il Lamezia. Seconda sirena, termina il primo time out di questo primo tempo chiamato da mister Gigi Mardente. Sicuramente le indicazioni serviranno a far crescere un pochettino il ritmo della partita, perché la Lamezia ha bisogno di punti. Dani Alves, errore di Dani Alves, poi il tiro di Matranga, Oselame conquista questo pallone, errore che poteva costar caro questo qui. Entra Zagar anche per la Lamezia. Enrico, Caballero di nuovo per Enrico, il pallone che viene lanciato ora da Oselame per cercare Dani Alves, riparte Coquito, Enrico, cresce ora il Molfetta, dopo il time out c'è stato anche sicuramente qualche incipit di mister Iessi per poter cercare di andare in vantaggio con il Lamezia, che però ora è in possesso del pallone. Foti, Dani Alves, Aliotta, molto brava qui nel controllo, poi Foti per Alves, grande palla di Foti, Alves il controllo, poi è intervenuta Matranga e Alves si deve accontentare, anzi no, è rimasta dal fondo. Gran palla di Foti. Enrico, Caballero, si
si sposta la palla sul sinistro, poi si appoggia a Coquito, ancora Enrico, molto rapidi gli scambi del Molfetta, il tiro di Caballero addosso a Foti, rimessa laterale. Enrico, attenzione a qui l'errore di Foti che ha messo il piede, palla dentro di Caballero, la risposta della difesa della Lamezia. Di Foti è intervenuta in anticipo, ne ha approfittato subito Caballero saltandola come se niente fosse. In quel caso avrebbe fatto meglio ad aspettare. Coquito prova a mettere in mezzo, palla che carambola sul cartellone pubblicitario. Caballero fuori per Matranga, pallone altissimo, Oselame, Aliotta, Zagar in posizione di pivot, sbaglia il passaggio per Foti, poi protegge, si prende questa rimessa laterale, la croata numero 14 della Lamezia, controfallo, palla non correttamente posizionata sulla linea laterale. Matranga, Coquito, entrata anche la francese Elodie Soulard, scambi del Molfetta a cercare il varco, Soulard, Coquito, rimessa Molfetta, cambio, Foti esce ed entra Duda, Dani Alves per Duda, Aliotta, ancora Duda, fa il pendolo lì davanti Zagar che riceve questo pallone, poi di nuovo Aliotta, Alves, Prestes, palla per Zagar, ci può provare Zagar, buon tiro, grande risposta di Lilla Torma, gli applausi del pubblico qui alla Lamezia che sta vedendo la squadra crescere minuto dopo minuto. Duda sull'angolo, movimento delle compagne, Zagar ci prova ancora, Zagar, la risposta di Torma, poi Aliotta a cercare il tiro, ancora occasione per il Lamezia, due occasioni di Zagar, Coquito, sulla Matranga, Enrico, ancora Matranga, aspetta il Lamezia, non va in pressione, vuoi chiudere le linee di passaggio, Coquito, ancora Matranga, Alves ha provato ad inserirsi, adesso recupera questo pallone, lascia Roselame, ha provato a sfruttare l'errore, attenzione Zagar qui a mettere l'errore, Coquito, credo, non so se ha indicato il dischetto l'arbitro, ma mi sembrava un'azione molto confusa. Penso che Aliotta volesse arrivare sul pallone e non abbia visto l'avversario che calciava. Vediamo se è stato concesso il calcio di rigore come avevo visto, ma sì, dovrebbe essere. No, la palla viene posizionata all'esterno dell'area, quindi è calcio di punizione. C'è stata anche l'ammonizione per Antonella Aliotta, c'è il time out di mister Diego Iessi. Cartellini gialli
che ci stanno comunque. Quello di Foti sicuramente era un'azione molto pericolosa. Aliotta qui altrettanto ha fermato questo tentativo di Coquito, e vediamo come sarà battuto questo calcio di punizione dal limite dell'area. A esattamente 5:59 dal termine della prima metà di gara, sempre sul risultato di 0-0. Rientrano in campo le squadre. Adesso sarà cura di Oselame posizionare bene la barriera. Vediamo se ci sarà uno schema dopo questo time out chiamato da Iessi. Sembra sia entrata anche Caputo. Tiro di Coquito, poi ci prova in acrobazia. Da spettacolo, ma la palla finisce fuori. Oselame. È sola Prestes. Prova a saltare Coquito, che recupera. E poi Prestes. La palla era già uscita. Rimessa al fondo, Torma, lì vicino al capitano Marfil Enrico. Imposta. Caputo. Sular. Adesso Coquito. Ha trovato la giocata con il tacco. Sempre molto elegante nelle giocate Coquito. Interviene Prestes, male su Enrico e poi Foti ci mette il piede. Oselame non la tiene per un momento, poi in due tempi. Prestes. Pesarro prova il lancio per Foti, l'aggancio con il petto. Foti ostacolata mentre caricava il tiro, sempre da Coquito, che è molto bravo anche nei recuperi con la sua velocità, la sua rapidità. Enrico, eccola la numero 11, riscarica ad Enrico. Caputo. Enrico. Dall'altra parte c'è Matranga, si muove lì davanti Coquito, poi ritorna dietro e va a prendersi forse questo pallone. Enrico la cerca e la trova. Ancora Prestes interviene. Correia, si muove Prestes, ha spazio per il tiro. Prestes scivola al momento della conclusione e guadagna solamente una rimessa laterale. Va proprio a batterla lei. Fuori c'è Oselame. Palla ancora per Prestes. Movimento di Foti che prova a fare un blocco su un'avversaria. La palla sbagliata di Prestes, la recupera Foti. C'è De Sarro alle sue spalle. Enrico. E poi l'uscita di Torma che rilancia per Matranga, che non trova Coquito ed è costretto ad appoggiarsi per Enrico. Adesso Coquito. Mancino dentro. Poi ancora Caputo. Interviene da lontano. La palla finisce fuori. Ancora occasione per il Molfetta. Foti, Prestes, 3:40 al termine. Prestes, si è mosso in ritardo Foti. Enrico. Ancora Enrico, servita da Gurrieri. Eccola qui la 12 che affronta Correia. Palla per Matranga. Spalle la porta, di nuovo per Enrico. Gurrieri sbaglia il passaggio. Prestes intercetta ancora una volta. Correia, De Sarro, Foti. C'è Prestes, prova il tacco per De Sarro, invece si appoggia a Torma. Enrico che poi salta Foti e si porta a spasso la palla. E si porta a spasso tutta la squadra e la fa salire molto bene. Gurrieri, errore qui di movimento, forse, o di lettura di Gurrieri
di Gurrieri sul taglio di Caputo. Foti. De Sarro tra le linee. Palla per Correia. Poi Foti. Rimessa laterale Lamezia. Se ne occupa Sara Correia. Chiama la distanza il direttore di gara. Correia. Oselame. De Sarro sulla destra. Palla ancora intercettata da Caballero. Indicazioni di Mardente all'indirizzo delle sue giocatrici. Foti. Palla per Correia. Ancora una volta Caballero. Chiama la calma Duda Prestes prima di battere questa rimessa laterale, poi l'improvviso per Correia. Ancora Prestes. Risale De Sarro, poi Oselame la cerca, anzi cerca Prestes, ma non trova nessuna delle due. Ancora palla. L'uscita di Oselame. Difettosa, Caputo col destro, interviene Prestes, Oselame. De Sarro ha un'opportunità. De Sarro prova a centrarsi, Matranga ci mette il piede. Caballero. Gurrieri. Il tacco per Matranga, poi ancora Caballero. Punta Foti. Cerca Gurrieri. Di nuovo Caballero addosso a Foti. Sta crescendo negli ultimi istanti di questo primo tempo, mentre c'è il direttore di gara che va a dire qualcosa a De Sarro, forse un richiamo. Caballero, tiro largo. Oselame vuole cercare subito qualcuno. Foti. De Sarro per Prestes. All'1 contro 1. Prestes. Spalle alla porta, questa volta deve proteggere. De Sarro. Prova a cercare di nuovo la compagna. Ancora Caballero ci mette il piede. Sempre rimessa laterale. 1 minuto, 11 secondi al termine della prima metà di gara. Controfallo. Il terzo di questa partita. L'arbitro è molto severo in questi casi, ma giustamente c'è un regolamento da rispettare. La palla deve stare sulla linea laterale e non deve muoversi. È rientrata Enrico. Caballero. Gurrieri. Adesso Ginosa. Di nuovo Enrico. Anticipa Prestes. Va a puntare Enrico. Prestes sinistro. Poi c'è lo scontro. C'è il calcio d'angolo però per il Lamezia. Qualche problema per Enrico, ma è tutto, sembra tutto ok, si può continuare. Prestes, Correia. Foti. De Sarro, ancora per Foti. Ginosa, poi riparte Enrico. Foti ci mette un attimo il piede. La palla rimane calamitata ai piedi di Enrico. Gurrieri. Lo scambio con Enrico, continuo. Sempre ad appoggiarsi sul capitano del Molfetta. Enrico, una suolata di troppo, la palla finisce fuori. De Sarro ha coperto bene. Ultimi 20 secondi effettivi di questo primo tempo. 0-0 con qualche occasione per parte. De Sarro a cercare Foti, non riesce questo passaggio. Marfil, Enrico. Gurrieri. Da questa parte c'è Caballero sulla destra. Scambio con Ginosa. Eccola la palla splendida di Caballero, forse un po' lunga. 6 secondi.
Oselame lunga, Foti, interviene Enrico, palla ancora tra i piedi della formazione pugliese e si conclude qui sullo 0-0, partita che è andata in crescendo negli ultimi minuti ma non si è sbloccata ancora, quindi avremo ancora 20 minuti di fuoco per il secondo. Noi ci risentiamo fra pochissimo.
È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Royal Lamezia e Molfetta. 0-0 per entrambe le squadre. Molte occasioni nel primo tempo, soprattutto nel finale, con 2 occasioni per parte. Vediamo adesso quale sarà l'atteggiamento delle 2 formazioni e comincia ora il secondo tempo con il possesso Royal Team Lamezia. Foti, poi il lancio di Prestes a cercare De Sarro che si ferma. Enrico, interviene De Sarro 2 volte, prima su Enrico poi su Caballero, riparte Torba, palla per Matranga, intercettata da Foti, la palla che però è carambolata addosso alla numero 8 del Molfetta e dunque riparte il Lamezia con Foti, Prestes, De Sarro, non si chiude l'1-2 tra Correia e Foti. Caballero, Marfil, Enrico, Matranga, ancora Enrico, Matranga prova a buttare la palla sul secondo palo dove forse poteva esserci Coquito, ma è rimasta qualche metro indietro, dunque rimessa laterale per il Lamezia. Oselame, Prestes al centro per De Sarro, Foti dall'altra parte molto bene, Foti per Correia che non aggancia correttamente col destro. Era una buonissima occasione, ci sarebbe stata poi De Sarro al centro dell'area o addirittura sul secondo palo, ma è solamente rimessa laterale per il Molfetta. Coquito, c'è qualche problema, forse ancora qualche problema col cronometro, si dovrà recuperare qualcosa. È pronto Coquito per questa rimessa laterale. Enrico, Caballero, Enrico, con calma il Molfetta adesso, con ordine, movimento di Coquito, servita da Caballero, poi si ferma, punta Correia, Correia che rimane immobile sui giochi di prestigio di Coquito, che poi concede la rimessa laterale alle Lametine. Qualche problema per Correia sul rimpallo, chiede alla compagna di attendere un momento, una botta alla caviglia, si può procedere, tutto ok per la portoghese. Palla velenosissima, difficile da agganciare questa qui di Duda. Prestes ha rischiato e Foti accompagna il pallone sul fondo, ha difeso molto bene sulla pressione di Matranga. Correia, errore ancora una volta, forse qui troppa fretta per il Lamezia nelle uscite, vuole subito cercare l'imbucata, anche in questo caso Sara Correia ha trovato invece la rapidità, la lettura difensiva di Coquito. Correia, Foti, errore ancora una volta della Lamezia, che forse non è entrato con tanto ordine in campo. Caballero, Torma, avanza lei, si spinge oltre la metà campo e poi prova il sinistro, alto. Oselame guarda la palla uscire fuori, adesso la va a prendere dietro la porta e si appresta a battere la rimessa dal fondo. Correia, pallone regalato di nuovo alla formazione pugliese. Enrico, Matranga, Caballero al centro per Enrico, di nuovo Caballero che sbaglia questo passaggio facilissimo per Matranga, forse si aspettava un movimento, mentre la numero 8 era lì che aspettava la palla nei piedi. Anche qui Prestes non benissimo, tanti errori in questo avvio di ripresa.
Matranga, secondo palo, Coquito non ci arriva per qualche metro. Le indicazioni di Oselame per questa uscita. Foti la perde, Foti, Caballero, un'opportunità, Caballero, è intervenuta De Sarro, poi palla dentro, clamoroso Enrico, clamoroso, non ci è arrivata di un soffio, forse se l'aspettava sul destro, è andata col sinistro per cercare la deviazione, la palla che è finita sul fondo, qui Oselame poi sbaglia l'invio, ma che occasione per il Molfetta, la seconda fallita da Enrico, la prima è stata nel primo tempo. Enrico, Coquito, Matranga per Caballero, Coquito, ancora Matranga, blocco di Coquito su Prestes, poi riceve palla, Coquito, sinistro, Oselame e De Sarro poi in sicurezza. Grande occasione anche qui per il Molfetta, che sicuramente è sceso in campo più aggressivo della Lamezia anche per finalizzare. C'è ancora un cambio della sfera. Caballero, Enrico, fuori c'è Matranga, affrontata da Prestes, Enrico, ancora Matranga, ancora Prestes su di lei, rimessa Molfetta. Coquito dentro, secondo pallocere, Caballero che aspetta forse un attimo in più, poteva subito appoggiarsi su Enrico, palla che rimane in campo, Correia, Prestes, la pressione alta del Molfetta, De Sarro ha provato a difendere questo pallone, ma era forte anche lì la pressione di Matranga. Enrico, Coquito, ritmi adesso si sono alzati, soprattutto grazie alla spinta del Molfetta. La Lamezia che però non riesce a ripartire correttamente. Difende qui Foti, rimessa laterale ancora per il Molfetta, sempre con Caballero, all'indietro Enrico, Coquito forse voleva già provare il tiro, molto rapida nelle scelte di gioco la numero 11 del Molfetta. Caballero, Matranga, Enrico di nuovo per Coquito dall'altra parte, lo scambio ancora con Enrico, Enrico che punta Foti, ci prova a passare, Oselame esce, De Sarro, Prestes ci può provare, Matranga, intervento super in scivolata. Prestes arriva Correia, deviazione, calcio d'angolo. Tutte le biancoverdi fuori dall'area di rigore. Vediamo se ci sarà il movimento. Entra De Sarro, la palla al centro, scelta discutibile. Foti interviene su Coquito, anticipa la numero 11. Matranga, Caballero, Coquito, la difesa di Foti su Caballero, poi De Sarro lascia scorrere in fallo laterale, respira il Lamezia sull'assedio del Molfetta, deve rispondere in qualche modo alla formazione biancoverde perché la partita è ancora sullo 0-0 ed è ancora molto lunga. Deviazione aerea di Matranga, può ripartire Caballero, ecco la Matranga sulla sinistra, dentro c'è Coquito, molto rapida Coquito con la suola per Matranga, controllo della sfera, poi dietro per Caballero, la solita Enrico a mettere ordine, Caballero sbaglia, De Sarro può ripartire, De Sarro contro Caballero che interviene, ancora in scivolata. Non sta sfruttando molto bene i contropiedi la Lamezia, ma è anche molto brava la difesa del Molfetta, in questa occasione l'abbiamo rivista.
Foti ci prova, debole, Torma, riparte Enrico, spazio, poi dentro, Matranga qui poteva anche concludere, c'è il fallo forse, si prosegue, non c'è nulla, le proteste anche del pubblico, sembrava ci fosse stata una scorrettezza, l'arbitro ha deciso di far proseguire il gioco e la palla è biancorossa. Enrico, Cocchito, Enrico sulla sinistra, il blocco di Cocchito, Enrico ci prova Matranga, palla fuori. Chiama l'uscita Selame a gran voce. De Sarro, tocco con il braccio di Cocchito, braccio largo, calcio di punizione, Prestes, Aliotta, palla per Prestes, l'aggancio, poi prova a cercare Foti, la palla che finisce tra i piedi di Aliotta, ci prova, anzi no, allarga per De Sarro, sembrava volesse tentare il tiro, poi Cocchito spara addosso a De Sarro, rimessa laterale per il Molfetta e riconquista questo pallone. Enrico, Caballero, interviene Prestes, due volte Prestes, poi Torma, la palla di Cocchito per Caballero, sul secondo palo non c'era Matranga, c'è Annalisa Foti che però spazza via, pronto recupero di Foti, Matranga in ritardo, poteva essere velenosissima da lì. Enrico si sposta la palla con la sola, poi sul secondo palo Foti deve mettere ordine, ancora Cocchito con l'aggancio, attenzione, è scivolata Enrico, la palla che viene messa fuori, forse per consentire allo spazzolone di entrare, togliere un po' di... L'arbitro dice che è tutto ok, rimessa laterale per il Lamezia che restituirà palla con Aliotta. Per un momento abbiamo pensato si fosse fatta male Enrico, fortunatamente non è stato così, si prosegue, Matranga, Aliotta, l'aggancio, poi tenta una giocata non facile su Enrico che riconquista palla, Cocchito si gira con un numero, riparte Prestes, c'è De Sarro, Prestes si ferma, palla per Aliotta, Foti, si muove Prestes, ci può provare con la punta, debolissimo Enrico, adesso è un'occasione per il Molfetta che ha spazio, Caballero prova a mettere dentro, Cocchito al volo, col sinistro sulla schiena di Foti, di nuovo Torma, attenzione all'errore di Torma, De Sarro è rientrato in porta, ha provato lo stesso il tiro, poi subisce questo tunnel da Cocchito, Caballero, il tiro, oh Selame, occasionissima Molfetta che cresce in intensità, la Lamezia che ancora non è riuscita a sfruttare un contropiede. Caballero, Cocchito al centro, Prestes, attenzione al possibile 2 contro 1, attenzione a Foti, Foti la scava troppo, palla alta, Torma, Enrico, Caballero prova con il destro, chiude troppo, Aliotta si butta dentro dopo aver scaricato a Foti, De Sarro imprecisa su Alves, rimessa per il Molfetta, Caballero, Gurrieri,
Enrico. Tra le linee c'è Coquito. Preferisce Gurrieri. Poi Caballero. Si inserisce Gurrieri, può ripartire la mezza, c'è Alves, palla lunga di De Sarro, non ci arriva di un soffio. La numero 11 portoghese, che si distrebbe un attimo, poi recupera su Caballero, rimessa laterale per il Molfetta. Ancora una volta la Lamezia ha avuto un'occasione. Tra Rebecca Pati per la prima volta in questa partita. Eccola qui la numero 7 sulla sinistra. Prova a cercare una compagna sul movimento. Gurrieri. C'è Matranga qui. Poi Enrico. Affronta De Sarro. Enrico. Oselame. Poi la palla addosso a Gurrieri che sta per segnare un gol involontario. E di nuovo Selame. È intervenuta. Foti. La butta fuori. È piaciuto molto a mister Mardente il gesto di Foti. L'impressione. Ha fatto bene a buttarla fuori. Pati. Anticipa Foti ancora. Torma. Iessi. Mister Iessi dice a Torma proprio sali, sali. E così è. Però poi sbaglia questo appoggio. Lamezia ancora col possesso. Aliotta. De Sarro. Non c'è nessuno lì. Aliotta è rimasta al centro. Lamenta una spinta Aliotta. Gurrieri. Enrico. Pati. Fermata da De Sarro. Da Foti. Ancora Pati. Con la rimessa laterale si appoggia ad Enrico. Cambia lato il Molfetta. Torma. Prova a cercare l'inserimento di Matranga, è uscita Oselame. Ancora Pati con la rimessa laterale. Enrico. Affrontata da Zagar. Pati. La rimessa per il Molfetta. Pati dentro Matranga. Interviene ancora Pati. Poi fuori. C'è il tiro di Gurrieri. Può ripartire Lamezia. Palla leggermente lunga anche questa di Zagar che non trova Nani Alves sul contropiede. Riparte il Molfetta. Di nuovo Pati e Enrico. Sale Gurrieri. Affronta Liotta. Poi Foti. Prova a saltare Pati. Aliotta. Zagar. Spalla alla porta. Affrontata da Enrico e poi da Pati. Aliotta. Non riesce ad agganciare questo pallone. Palla tra i piedi di Enrico. Torma. Lancio lungo. Non trova Pati. La palla è sul fondo. Oselame. Cerca Foti. È lunga. Aliotta contro Matranga. E poi ancora una volta intervenuto Oselame. Riparte la Lamezia. Zagar. Aliotta. Nani Alves. La affronta Enrico. Sbaglia il passaggio a Nani Alves. Eccola lì. All'1 contro 1, anzi 2 contro 0. Alves. C'era libera sola sul secondo palo Zagar. La parata di Torma. E riparte il Molfetta. Occasionissima questa per il Lamezia. Ha preferito il tiro
quel caso forse ci poteva stare. Rimessa laterale. Molfetta. 8:04 al termine dell'incontro. Coquito. Matranga si gira al sinistro, addosso ad Aliot. Pati sbaglia il passaggio, poi recupera Coquito. Torma, sale. Coquito in difficoltà ma difende molto bene il pallone. Matranga all'indietro, Enrico carica il destro, anzi no, si appoggia a Pati, prova a chiudere l'1-2 con Enrico, trova Nani Alves, trova la deviazione in fallo laterale, battuto velocemente da Pati. Coquito dentro sul secondo palo, Enrico cercava proprio Pati, riparte Alves, rimpallo, Alves, forse il contatto. C'è calcio di punizione, ha aspettato un momento in più, è caduta anche male sul braccio Alves. Calcio di punizione per il Lamezia, proteste delle giocatrici biancorosse. De Sarro ad occuparsi di questo calcio di punizione. Forse c'è stato il provvedimento disciplinare ai danni di Rebecca Pati. Non abbiamo visto però il cartellino giallo, forse me lo sono perso. La distanza che viene in questo momento chiamata dal direttore di gara, che va a riposizionare correttamente il pallone, eccolo qui. Quindi deve muoversi all'indietro Pati, con Torma che va a spostare Coquito nella corretta posizione. De Sarro carica il destro, De Sarro è alto. Torma, Enrico, Coquito, Pati, addosso a De Sarro, che poi con forza vuole riprendere questo pallone. Pati difende, Enrico ne salta due, c'è il fallo di Aliotta. Esce Rebecca Pati, entra Elodie Soulard, eccola proprio lei, serve Coquito, palla per Matranga. Coquito, gran palla per Enrico che aggancia col destro, poi si ferma, l'arresto di Enrico. Coquito, il pallone dentro, Selame sbarra la strada. Alves, palla dentro De Sarro, non ci arriva, la palla era troppo arretrata. Coquito porta avanti il Molfetta. Enrico, Matranga attaccata da Alves. Alves difende Matranga, palla lunga, c'è Soulard, Oselame è pronta, Aliotta scava questo pallone. Alves, c'è la possibilità di ripartenza con Soulard. Coquito, palla lunga, De Sarro spara in tribuna. Soulard, Enrico, Matranga, Soulard,
Dentro per Coquito, pericolosissima Coquito quando si gira, addosso da Liotta, ancora palla per lei, Coquito, il tiro, ancora Liotta, di nuovo Coquito, la suolata per Enrico, Matranga, vanno sempre a cercare la 11, Coquito, eccola lì, si muove Matranga, a Liotta e su di lei, Coquito, col destro questa volta, larga. De Sarro, è rientrata Correia, palla per De Sarro, Coquito con la testa, Duda Prestes, Alves, prova a partire, prova a cercare De Sarro, guadagna ancora una rimessa laterale. Prestes, Correia, De Sarro, deviazione di Enrico, ancora rimessa Lamezia, Alves, De Sarro, si affida a Oselame, prova il tiro, controlla Lilla Torma e riparte da Sular, Coquito, va nel mezzo Sular, Coquito preferisce Matranga che allarga per Enrico, affronta Nani Alves, Enrico, c'è il blocco di Matranga, l'arresto di Enrico, palla fuori per Coquito, ancora una volta per Enrico e poi Sular. E di nuovo il capitano Enrico, Matranga, splendida questa serie di passaggi del Molfetta che però si va a chiudere sul fondo. Prestes, Correia, è partita Prestes, non l'ha vista Correia, poi De Sarro perde palla, poi Coquito, dall'altra parte sola Matranga, c'è anche Sular, palla sul secondo palo, interviene Oselame, Sular, De Sarro, 1 contro 1, De Sarro, e c'è il gol di Federica, De Sarro che sblocca questo match, all'improvviso, sfrutta l'errore difensivo del Molfetta, e conclude alle spalle di Lilla Torma, è 1-0, terzo centro in stagione per Federica De Sarro. La sblocca il Lamezia a 4-0-2 dal termine e c'è il time out di mister Iessi. Si rientra in campo dopo il time out chiamato da mister Diego Iessi sul risultato di 1-0 a favore della squadra di casa, la TNT Royal Lamezia. Gol di Federica De Sarro, ripeto, terzo centro in stagione. E vediamo adesso la reazione del Molfetta, che sale subito con il power play con Torma. Enrico, Torma, lo scambio tra le due, Coquito, Torma, Enrico, Coquito dall'altra parte, Matranga si è abbassata, non poteva toccare la palla,
De Sarro, Correia, si muove Prestes, ha spazio anche per il tiro, palla sul secondo palo, non ci ha creduto De Sarro, era passata, c'è anche la deviazione. Prestes, l'angolo per il Lamezia, che ha trovato fiducia con il gol di De Sarro. Palla per Prestes e poi De Sarro ci può provare 2 volte, Torma, strepitosa. Cochito, chiusa Matranga, da 3 avversari addirittura. Va a recuperare questo pallone Enrico per battere la rimessa laterale, salita Torma per il power play, c'è il cambio della palla, della sfera. Enrico, Torma, Enrico, determinato il Molfetta qui con il power play a cercare subito di ristabilire la parità. Cochito, Enrico, palla dentro di Caballero, la butta via Correia. Riparte il Molfetta. Enrico, Caballero, Torma, Enrico, palla dentro di Caballero, l'errore, può approfittarne Oselame ma preferisce il lancio per De Sarro, col Molfetta che era tutto in avanti. De Sarro voleva la rimessa laterale. Se ne occupa Cochito, poi Enrico, Caballero, Enrico, Torma, Caballero, palla dentro, Prestes, la palla che rimane lì e attenzione al contatto, tutto regolare, è andata sulla palla. Caballero vuole provare qualcosa, poi deve avere pazienza con l'uomo in più davanti. Torma, Caballero, esce Prestes, in scivolata, Caballero la tocca per ultima, è rimessa bianco-verde, la scava e De Sarro arriva 1 contro 1 con Torma che compie un miracolo su De Sarro che poteva chiuderla forse. Non è il primo intervento di Torma questo qui. Attenzione qui a Prestes, Foti! Liscia il pallone. Enrico. Torma. La pressione di De Sarro, attenzione! E c'è il gol di Federico De Sarro! Leggerezza difensiva del Molfetta, ne approfitta splendidamente Federica De Sarro. Doppietta per lei in questa partita, sale a 4 in campionato. De Sarro, TNT Royal Lamezia 2, Molfetta 0, a 1:24 aveva avuto la palla del 2-0 De Sarro, questa l'ha sfruttata con tutta la sua grinta, è andata a recuperare, a pressare, a recuperare su questo pallone. Stava per battere il calcio inizio il Molfetta, ma c'era Enrico che si era già spinta nella metà campo. Brutto colpo qui anche dal punto di vista psicologico per il Molfetta, che adesso dovrà dare tutto in quest'ultimo minuto e 20 secondi. Enrico, Cochito, Torma, aspetta con pazienza dall'altra parte Matranga, Cochito, errore, poi Prestes prova il tiro, Matranga, anzi scusate, Torma
recupera Coquito, tiro di Matranga in tribuna. Prestes, De Sarro, spalle alla porta, guadagna questo calcio di punizione. Terzo fallo per il Molfetta a 44 dal termine. Il Lamezia sta per raggiungere i primi 3 punti in campionato, importantissimo dal punto di vista del morale della squadra dopo le sconfitte a ripetizione. Coquito non ci arriva, Enrico allarga le braccia, sconsolata, anche perché forse è stata parte integrante nell'errore che ha portato il Lamezia sul 2-0. Prestes, Correia gestisce lei, 20 secondi al termine. In questo momento De Sarro, Correia, non ci arriva. Si prende un richiamo dell'arbitro perché allontana il pallone per poter recuperare la posizione. Vediamo se sarà l'ultima occasione per il Molfetta per cercare il gol. Enrico Torma, 10 al termine, la palla forse è uscita e la Lamezia è sempre più vicina alla conquista dei primi 3 punti nel campionato 2024-2025. Perde qualche secondo De Sarro, poi regala la palla al Molfetta, solo 4 secondi al termine ed è ultima opportunità con il tiro di Coquito che consegna la palla ad Oselame. Il lancio di Oselame è la sirena che decreta la fine di questo incontro con il Lamezia che va a vincere per 2-0 con doppietta di Federica De Sarro sul Molfetta e conquista i primi 3 punti in campionato. Una partita intensissima, soprattutto nella seconda metà di gara, con il Lamezia che alla fine è riuscito a spuntarla e proverà a risalire alla classifica, cercare di portare a casa il massimo da questo campionato. Un saluto agli amici di Futsal TV che ci hanno seguito, un saluto da Matteo Cristiano, alla prossima.